Mandorlo in fiore, Mandorlara celebra la mandorla, la cucina siciliana in un posto che avete proprio allestito all'interno del Palacongressi per degli straordinari show cooking. Assolutamente sì, avremo uno straordinario momento dedicato a tantissime figure che si alterneranno in tutti gli show cooking programmati per tutta la settimana. Ci tengo a sottolineare subito che questo è uno sforzo che abbiamo fatto insieme ai ristoratori, insieme a tutti i partner che hanno partecipato alla costruzione di questo calendario, e tutte le degustazioni saranno gratuite, naturalmente fino a esaurimento posti, perché altrimenti dovremmo contenere, avremmo dovuto avere un intero teatro. La grande novità di quest'anno è che abbiamo aggiunto, oltre che la tradizionale cucina che valorizza la mandorla, abbiamo aggiunto anche delle figure che sono sempre legate al mondo della ristorazione, ma che non sono esattamente gli chef. Avremo come novità dei bartender che faranno il primo cocktail dedicato alla mandorla in assoluto nel nostro territorio, avremo persino le lady chef, avremo anche dei pasticceri che faranno delle sperimentazioni con le nuove tecniche di costruzione dei dessert. La mandorla diventa momento di attrazione per il turismo, per quanti sono interessati alla buona cucina siciliana, insomma veicolo di promozione del territorio a tutti i livelli. Sì, ormai l'enogastronomia è entrata in tutti i pacchetti turistici, l'enogastronomia è fondamentale in tutto ciò che di turismo, dove si parla di turismo si parla di enogastronomia. Noi stiamo promuovendo il territorio, stiamo promuovendo la mandorla, che è una, diciamo, delle materie del nostro territorio, ma stiamo promuovendo anche i 12 ristoranti che promuovono dei piatti a base di mandorla, e stiamo promuovendo tutte le strutture che sono socie del Consorzio Turistico Valle dei Templi, che si stanno spendendo, che si spendono, verranno qui a fare degli show cooking, presenteremo i loro piatti, presenteremo l'artigianato vero, puro, lo faremo vedere in diretta con uno schermo alle 100 e più persone che potranno accomodarsi e gratuitamente potranno assaggiare i piatti che questi chef della provincia di Agrigento e non solo presenteranno al pubblico agrigentino.